Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Come potete ben vedere siamo tornati nel 106 a.C., sicuramente pronti a intraprendere una nuova avventura. Allora, prima di dedicarci finalmente alla nostra campagna, volevo precisare appunto alcuni miglioramenti che sono stati introdotti appunto negli ultimi giorni, se non sbaglio, direttamente appunto da qualche patch. Allora, notiamo che in basso a destra è stato aggiunto un piccolo simbolo decisamente indicante l'icona della stagione all'interno della quale muoviamo le nostre unità e sicuramente agiremo con i nostri generali o addirittura con i nostri capi del governo. Quindi sicuramente questa potrebbe essere una aggiunta in più che sicuramente farà il suo corso anche all'interno della nostra mappa. Notiamo sicuramente come ormai gli alberi sono diventati rossicci, le foglie ormai cadono in terra e sicuramente l'intero continente ha assunto il colore rosso e marroncino. Questo sicuramente era qualcosa che poteva caratterizzare ancora di più il gioco all'interno di quest'ambito e sicuramente il carattere delle stagioni ci voleva. Benissimo, allora, dopo aver indicato questo piccolo miglioramento che c'era anche in Shogun 2 e sicuramente ci voleva anche in Rome 2 Total War, adesso continueremo con la nostra campagna. Probabilmente ci sarà stato anche qualche altro miglioramento, infatti all'interno della schermata principale di gioco, visto che hanno anche cambiato direttamente la schermata a livello estetico, adesso è viola, prima era verde, ma sicuramente questi miglioramenti ci fanno capire come il gioco sia in continua evoluzione. Infatti notiamo anche diverse patch dall'uscita del gioco. Bene, dopo questa breve parentesi, vediamo di concentrarci sulla nostra campagna. A quanto pare ad Atene, la cittadina che abbiamo conquistato circa 8 o 10 anni fa, è stata attaccata da un incendio simile all'incendio che è scoppiato a Roma durante appunto la dittatura del nostro grande Nerone. Allora, però questa volta l'incendio è stato causato direttamente da Erasto, sicuramente l'eroe spartano che si ritrova da queste parti. Allora, vediamo di riprendere tutte le funzioni di questa cittadina riparandola nella maniera migliore. Clicca per riparare l'edificio, perfetto, 3 turni addirittura. Guardate un pochettino quanto dobbiamo spendere per ritornare a far funzionare questa bella cittadina. Grandioso. A Sparta intanto abbiamo ottenuto una piccola riserva che può essere convertita in un pozzo, però notiamo lo sbarco da parte dei nemici. I figli di Rea con l'operazione Overlord arrivano direttamente nella parte occidentale del nostro Peloponneso, eccoli qua. Probabilmente tenteranno un misero attacco a Larissa, quindi ragazzi dobbiamo fare qualcosa, magari da Atene dobbiamo intercettare questa bella unità avversaria, vediamo se riusciamo a bloccare il corso di questa sorta di direttrice di guerra. Imboscata, stai attaccando Sparta, sicuramente non se l'aspettavano e con una bella battaglia modalità equilibrio riusciremo a distruggere definitivamente l'esercito spartano con una bella pugnalata nel piede destro e adesso anche nel braccione destro. Lo buttiamo appunto al tappeto e tentiamo quindi di riprenderci ciò che era nostro. Vittoria decisiva, il nostro generale ha ottenuto anche un grado in più per quanto riguarda il suo profilo bellico, il quale lo aiuterà certamente a essere un pochettino più autorevole all'interno dell'intero contesto ovviamente bellico. Mia madre mi ha fatto generale, non guerriero, certamente. Però torniamo nuovamente ad Atene perché le tensioni già si fanno notare. Vediamo un po' quello che sta accadendo nel nord. I triballi, ecco qua, tanto date un'occhiata all'atmosfera un pochettino più autunnale, sicuramente ci voleva. In Shogun c'era, io me lo ricordo, anche le diverse battaglie erano influenzate da questo particolare carattere delle battaglie giocate in diverse stagioni, sicuramente avevano un carattere anche importante. Intanto con il nostro Tax Maruglio avanzeremo in territorio nemico. Vediamo un pochettino e attenzione, gli ultimi fedeli di Atena si sono rifugiati ad Osseos, eccoli qua, ad Osseos, sì, infatti, proprio nel pieno del Mar Nero, eccoli qua, vediamo quello che intendono combinare proprio da queste parti. Vediamo di analizzare sempre meglio la situazione, cerchiamo di andare un pochettino più avanti con il nostro grande, eccolo qui, con il nostro grande Honorix cercheremo di fare il giro opposto per dare un'occhiata sempre a questa parte del nord della Tracia, eccola qui, che è una parte sicuramente molto scura agli occhi dei nostri esploratori, quindi cercheremo, ok, il confine spartano giunge fino a questa linea direttrice un po' ellittica che va a circumnavigare queste montagne che si ritrovano qui in mezzo. Allora, abbiamo anche una spia disponibile, vediamo se con questa spia possiamo fare qualcosa di interessante. Allora, una flotta spartana sta salendo verso l'alto, ma non è che sono molto potenti i seguaci di Eraclito, eccoli qua, appunto seguono l'archè del fuoco, ma io credo che adesso un bell'incendio scoppierà su questa nave e li manderemo a picco. Purtroppo il nostro vecchio agente è stato fatto fuori, però credo che la cittadina
cittadina di Irtarpina, questa cittadina qui, sia stata designata come obiettivo principale di conquista. Perfetto. Il nostro obiettivo sarà quello di conquistare le ultime regioni spartane, dove ovviamente giace l'ultimo baluardo difensivo di questo grande impero. Con la nostra iatta vediamo di scendere verso sud e fare a pezzettini l'eroe Erasto, che ha mandato a pezzi la cittadina di Atene con un incendio che verrà ricordato nei secoli come quello di Nerone. Vediamo di procedere tentando una manipolazione leggera, ma che sicuramente farà la sua grande figura. Arriva la nostra grande amica a bordo, in sella un grande cavallo Mustang americano. Vediamo se riusciamo. Ovviamente con un 4% non riusciremo a ottenere la nostra manipolazione, però l'esperienza sicuramente l'abbiamo guadagnata. L'unità vendetta di Aragona sta sicuramente pattugliando la zona. Da Pollonia collocheremo allora, da Pollonia non ci sono problemi di ordine pubblico, vero? Se usciamo dalla città, grandioso. Però io direi più che altro da Pollonia cibo ne abbiamo abbastanza. Pella, perfetto. A Pella, che da quella parte io direi di collocare un piccolo alloggio degli artigiani, visto che questa è una zona, miglioriamo anche la città fortificata barbarica, visto che è una zona sicuramente di raccordo verso il nostro fronte est di combattimento. Il nostro esercito di guerrieri del Guado verrà rinfoltito magari da qualche mercenario. Maledizione che con i soldi per adesso stiamo vivendo un periodo di grande prosperità, però allora io vediamo di ragionare. Allora, abbiamo degli opliti veterani e anche degli opliti mercenari. Vediamo quanto andrebbero a costare. Per reclutare dei mercenari clicca col tasto sinistro, però sicuramente questo ci occuperà. Va bene, proviamo a reclutare intanto 2 unità e vediamo come andrà la situazione. Anche un po' di cavalleria potrebbe esserci utile, ma per adesso 2 veterani vanno bene. E che voglio rimanere un attimino più tranquillo. Ah, maledizione, me lo sono dimenticato. Eccoli qua, vediamo di reclutarli. Ok, vediamo di assumerli un attimino, perché potrebbero aiutarci a tenere sotto controllo questa regione. Benissimo, a Brindisi la situazione sta andando bene, vediamo di convertire, non abbiamo più soldi, maledizione, però attendiamo ancora qualche attimo. A Roma come sta andando la situazione? Qui nel nord non stiamo reclutando nulla e questo è un bene, però torniamo immediatamente nel nostro fronte di guerra, ovvero la nostra Asia Minore. Vediamo quello che succede. A quanto pare un esercito la paura di Ares ha paura e manda i suoi fedeli a combattere. I vincitori di Ubrauco però tenteranno la conquista di questa cittadina che si affaccia direttamente su questo bel mare. Con 1100 unità gli avversari tentano di fare qualcosa, ma come potete ben notare non hanno alcuna speranza. Con queste misere truppe di guarnigione l'assedio terminerà a nostro vantaggio con l'89% delle truppe rimanenti. Attenzione, Gladio in testa e l'avversario cade direttamente al tappeto. Benissimo, vediamo un po'. Eccoci, vittoria decisiva. Allora, vediamo un pochettino quello che possiamo combinare. Non è una cittadina molto ricca, quindi saccheggiandola non otterremo un granché, però questa città potrebbe essere allora, è una città della Tracia, se non sbaglio. Vediamo un pochettino informazioni, vediamo se da questa parte possiamo vedere qualcosa. Niente di che. Dovevo solo dare un'occhiata. Allora, abbiamo raccolto informazioni su questo insediamento. È una cittadina ellenica, dispone di diversi templi, anche di qualcosa inerente all'ambito commerciale per quanto riguarda il porto, sicurezza. Ma io direi, ragazzi, di provare a liberare magari questa bella cittadina per avere magari una sorta di attività ribelle in meno. Vediamo una sorta di liberazione per quanto riguarda questa bella città, e a quanto pare si è creata una nuova provincia, se non sbaglio. Vediamo un po', deve essere appunto una nuova regione. Allora, ovviamente la Tracia, mi sono ricordato che non potevamo certamente ottenerla, poiché a Naisius, qui in alto, ci sono sicuramente i triballi, i quali hanno stipulato un bell'accordo con noi, il patto di Molotov-Ribbentrop, patto di non aggressione. Non siamo nel 39, ragazzi, però sicuramente viviamo un periodo di neutralità con questa fazione, quindi non credo che dobbiamo necessariamente entrare in contrasto, visto che il nostro obiettivo è la Suebbia. Benissimo. Abbiamo liberato questa città, sicuramente saranno grati a noi stessi, e allora un insediamento minore probabilmente ci aiuterà col passare del tempo, magari in una prossima battaglia. Il nostro generale ha guadagnato ottimi risultati e lo renderemo sempre più autorevole questa volta. Grandioso. Allora, i vincitori di Ubrauco come al solito sono riusciti a dare del loro meglio, vediamo di condurli per adesso. Allora, vediamo se possiamo avanzare un attimino, ce la facciamo. Grandioso. Allora, avanziamo sul confine e collochiamo un bel accampamento, magari una modalità fortificazione potrebbe esserci utile. Vediamo se possiamo farla. Mannaggia, abbiamo esaurito purtroppo i nostri punti di movimento, quindi vediamo di porci proprio all'ingresso di questa foresta proibita e di stare un attimino attenti. Allora, a Odessios risiede l'ultimo esercito inerente all'ambito spartano. I nostri grandi uomini serviranno per abbattere le mura di questa bella cittadina, più che mura è un semplice insediamento portuale, però certamente con il nostro volere di Andraste adesso ci muoveremo. Allora, abbiamo un ordine pubblico che è superiore alla norma,
vediamo un po', ancora no, maledizione, dobbiamo investire i prossimi soldi per rinnovare questa bella città appunto nel nord, Pulpudeva. Bene, per adesso ritorniamo all'interno, 7 turni alla prossima ricerca. Qui come sta andando intanto in Africa del Nord, vediamo come sta andando, qui chi si sta formando? Francisco Franco, che vuole invadere probabilmente il territorio del sud, ma probabilmente no, perché è stato sbloccato un nuovo accampamento a Tignis e espanderemo la nostra città verso il sud del Marocco. Vediamo un po' se ci riusciamo. Grandioso. I Getuli però, maledizione, ancora stanno tentando sempre una ripresa economica. Vediamo un po'. Intanto collochiamo un nuovo edificio per la ripresa appunto economica nostra, ma intanto a Midgol, l'ultima cittadina che abbiamo lasciato in vita proprio un sacco di anni fa, credo 30 o 40 anni fa, si sta riprendendo e sta per diventare un'altra delle minacce dell'intero Oceano Atlantico. Vediamo un po' nel nord come sta andando la situazione. Per adesso nessun problema. A Tolosa vediamo come va l'ordine pubblico, perché vi ricordate c'erano particolari problemi da queste parti, i corni di Camulo, che addirittura un generale collocato a nord per dare un'occhiata a questi popoli ormai dimenticati. Vediamo un pochettino mentre come sta andando nella nostra grande capitale Camdolium, ovvero l'attuale Londra. Eccola qui, più che Londra è un pochettino sul mare, però per adesso sta andando bene. Vediamo un pochettino per quanto riguarda la Suebbia. Abbiamo, eccoli qua infatti, dei nostri osservatori che sicuramente ci daranno una mano. Da queste parti ancora Suebbi, se non sbaglio, vero? Adesso ci addentreremo proprio verso questi territori dell'attuale Danimarca con la nostra grande ragazzona. Cerchiamo di andare, allora vediamo un po'. Qui in mezzo abbiamo osservato tutto, perfetto. Da queste parti ci sono i Goti, certamente popolazioni barbariche del nord che non ci daranno fastidio. La Suebbia però sicuramente è questa. Allora questa è la Germania Magna, eccoci qua, questo è il territorio che sicuramente dovremo andare a conquistare. Grandioso, perfetto, qui addirittura ci sono attacchi da parte dei flagelli del mare. Mamma mia, eccola qua la flotta suebica che sicuramente è pronta a scontrarsi con un eventuale nemico. Grandioso, abbiamo effettuato qualche altra azione in più, cercheremo adesso di analizzare la situazione all'interno del prossimo anno. Vediamo intanto se cambia l'icona, ragazzi, sicuramente arriverà l'inverno. Ed eccoci nel 105 a.C., come ovviamente ci aspettavamo. È arrivato l'inverno, il nostro grande amico inverno è arrivato direttamente anche sulle coste del Peloponneso. Infatti notiamo una leggera neve che ha accolto le principali montagne che appunto circondano anche Pulpudeva, la nostra piccola capitale, chiamiamola, della Tracia. Intanto continuano ad Erasto le incursioni da parte di questo maledetto appunto Erasto, che continua sempre a danneggiare i nostri insediamenti con luridi incendi, sempre facendo incolpare il nostro caro e amico Nerone. Vediamo se riusciamo a distruggere definitivamente questo maledetto, magari con un bel assassinio. Vediamo se ci riusciamo, ragazzi, con una modalità tradimento, addirittura assumi assassini. Vediamo se possiamo tentare la fortuna con un nostro grande Ezio. Vediamo se riusciamo a buttare al tappeto questo lurido eroe nemico. Purtroppo non siamo riusciti a farlo a pezzi, ma almeno siamo riusciti a ferirlo. Allora, finalmente siamo riusciti ad eliminare la possibilità di incendio per qualche anno. Ad Atene ancora la situazione è sotto la norma. Tra poco verrà ultimato il nostro vecchio e amato altare di Rosmerta, così sicuramente in questa regione non avremo più problemi di ordine pubblico. Intanto a Larissa non sta succedendo niente di che, quindi possiamo stare abbastanza tranquilli. Allora vediamo un pochettino a Pulpudeva, vediamo di investire tutte le nostre risorse in qualcosa di interessante, come per esempio un altro altare di Rosmerta qui nel nord per riuscire a recuperare, e magari anche qualcosa che continua a dare ordine pubblico ma anche a migliorare la nostra influenza culturale, come per esempio la cultura celtica verrà diffusa grazie all'altare di Tautatis. Bene, questa zona vediamo di convertirla anche in un'ottima sala delle riunioni, sempre per dare un ordine pubblico in più alla nostra cittadina, ma sicuramente anche un'ottima ricchezza derivante dall'attività culturale. Allora, vediamo se possiamo spostare le nostre grandiose unità al di fuori delle mura di questa città. Allora, facciamoci un conto: 8 punti in meno per corearlo 4 turni, 40, sì, riusciremo, ragazzi, a stabilire un ottimo ordine pubblico perché guadagneremo 8 punti, quindi in 5 turni ce la possiamo fare. Sì, sì. Ok, allora vediamo di procedere con queste nostre unità verso nord e tentare l'ultimo attacco. Possiamo attraversare però il territorio di questi ragazzoni che abbiamo liberato? Vediamo se ce la facciamo. Credo di sì, perché gli abbiamo dato sicuramente la libertà. Credo che davvero un minimo per ottenere un passaggio militare possiamo sicuramente averlo. Intanto i vincitori di Ubrauco sono in territorio nemico e sicuramente non possono stabilire una sorta di attività di recupero. Infatti abbiamo delle unità davvero non al massimo delle loro opportunità, però credo che
ce la possiamo fare, ragazzi. Abbiamo degli ottimi uomini. La cavalleria è un po' messa male, però non credo che ci saranno particolari problemi. Se fortifichiamo il nostro accampamento, 50% alla portata di reintegro, potrebbe essere un'ottima idea. Vediamo se ce la facciamo. Ok, facciamo crescere qualche paletto intorno a noi per recuperare un po' sotto la neve avversaria, eccola qui. Sicuramente non inizieremo l'assedio in queste condizioni per evitare il logoramento. Dax Maruglio da queste parti non potrà fare niente, perché senza soldi Dax Maruglio non fa niente. Sicuramente qua nessuno vuole fare azioni caritatevoli, quindi, ma neanche morto questo vuole agire appunto senza un soldino. Quindi sicuramente dobbiamo attendere il prossimo turno. Abbiamo ottenuto successi con la nostra tecnologia. Allora, da queste parti stiamo sistemando tutto benissimo. Ad Apollonia la situazione sta riprendendo il corso normale la situazione sta riprendendo ovviamente il suo corso. A Roma non ci sono problemi. Bene, dobbiamo certamente concentrarci su quella zona. Intanto a Epidamos non ci sono particolari problemi, perché questa cittadina ha capito che se tenta appunto una particolare azione nei riguardi della nostra Apollonia verrà sicuramente falciata a terra, e quindi possiamo passare il turno. Ma prima vediamo di assegnare qualche abilità ai nostri amici. Allora, questo personaggio è un'abilità non assegnata. Ordwix, chi è? L'Orcux. Vediamo un pochettino l'Orcux da distruggere, dove si ritrova. Infatti la nostra amica, intanto la druida, ha ottenuto una grande abilità in più, quindi probabilità di sfuggire agli agenti nemici. Ma chi è il generale? Credo che il generale ha guadagnato qualcosa, o magari qualche agente. Vediamo un pochettino, deve essere appunto da queste parti. Vediamo un po' il nostro Ordwix. Vediamo un po' chi è questo personaggio misterioso. Vediamo di dare un'occhiata all'interno della nostra sezione principale. Forze... eccolo qua. È il nostro grande spione, che prima è riuscito ad attuare un'ottima campagna di propaganda negativa contro Sparta. Ok, come al solito sempre possibilità di sfuggire agli agenti nemici. Continuiamo, ragazzi, la nostra campagna. Prima di continuare ovviamente vi volevo dire diverse cose. Sicuramente vi consiglio sempre di iscrivervi alla pagina Facebook, proprio perché potrete notare tutte le particolari notizie. Intanto qui purtroppo ho lasciato aperta la sezione delle forze. Comunque potrete, attenzione, intanto ancora Cartagine ci chiede di partecipare alla guerra contro i Getuli, ma sicuramente rifiuterò, perché non voglio entrare in guerra contro questa popolazione, visto che le nostre forze sono concentrate su un altro fronte. Comunque vi dicevo, vi consiglio di continuare a iscrivervi alla pagina Facebook, proprio per notare tutte le particolari novità. Vi ho detto appunto, vi ho fatto vedere appunto lo screen delle qualifiche delle prove libere ottenuto sicuramente negli scorsi giorni. Intanto gli Ardei offrono un trattato di pace con ben 1260 monete. Io direi di accettare, ragazzi, visto che ci possiamo mettere le spalle coperte dalla parte nord. Grandioso. E vi dicevo appunto, nei prossimi giorni arriveranno dei nuovi gameplay su Formula 1 2013. Ho quasi ultimato le qualifiche. Ho qualche problema nella sessione di qualifiche numero 2, non so perché, ma non riesco a piazzarmi bene. Certamente ancora non ho provato definitivamente tutta l'intera sessione, però ho testato la nostra macchina già nella prima sessione di qualifiche. Nella seconda ho avuto qualche difficoltà, ma sicuramente dovrò impegnarmi ancora di più per riuscire a ottenere una buona posizione. In Italia dobbiamo riuscire a fare tanto. Comunque sicuramente arriveranno anche degli altri gameplay su Thief. Siamo arrivati a un buon punto del gioco e sicuramente lo continuerò, perché è un gioco che mi piace davvero tanto. Intanto notiamo due battaglioni, due plotoni appartenenti all'esercito dei Lusitani che tentano di imbarcarsi su qualche appunto imbarcazione per sfuggire sicuramente alla guerra da quelle parti e iniziarne un'altra proprio verso l'isola di Creta, che ancora tenta di falciare il nostro popolo, che si ritrova a sud un po' in difficoltà. Comunque sicuramente avete visto il primo gameplay di Dota 2, ragazzi. A me è davvero piaciuto tanto fare un video del genere. Ve l'avevo detto che Dota mi piaceva davvero tanto, e quindi ve ne riproporrò altro, visto che a qualcuno di voi è piaciuto. Ma attenzione, nuovamente una nobile fine. Che è successo ancora questa volta? Cause naturali. Vediamo un po'. E ovviamente grande momento per i nostri generali, che hanno capito quello che è successo. Un altro generale è appunto caduto, sicuramente non in battaglia, però a quanto pare le nostre spade del potere avranno bisogno di un nuovo candidato. Magari un candidato che ci possa aiutare. Trasformazione culturale della provincia, vediamo un po', meno una alla corruzione, potrebbe essere utile. Grandioso, vediamo quello che succede. Attenzione che i nostri uomini stanno recuperando pian piano, a quanto ho capito. Questa unità non può essere ripristinata perché questo esercito è in territorio nemico. Maledizione, non ci voleva.
Allora attuiamo la nostra modalità attacco. Allora un Oryx vediamo di mandarlo proprio vicino alla cittadina di Odeos. Vediamo se con una bella sovversione militare, magari con un'incursione, riusciamo ad eliminare qualche unità pericolosa inerente all'ambito avversario. Questa è sicuramente l'umile guarnigione, ma io vorrei attaccare magari la zona principale, magari i fedeli di Atena. Riusciamo a fare qualcosa? Purtroppo no, dobbiamo necessariamente attaccare questa cittadina. Va bene, un'incursione sempre verso qualche unità rompiscatole potrebbe infliggere danni ingenti sicuramente scaturire una nuova idea per questa battaglia. Sovversione riuscita, grandioso. Con il nostro spione tenteremo un sabotaggio avvelenando i pozzi. Tutte le unità di guarnigione di insediamento prescelto. Va bene, potrebbe essere utile. Sicuramente un sabotaggio. Ottimo, i nostri due agenti sono riusciti finalmente a dare appunto del loro meglio. Infatti sono riusciti quindi a servire un'ottima quantità di topi morti alle unità di guarnigione. Il nostro Oryx è riuscito anche a creare una bella sovversione. Vediamo se il nostro Tax Maruglio da questa parte riuscirà anche lui a effettuare una bella incursione riguardo il territorio nemico. Abbiamo abbandonato l'accampamento, perfetto. Intanto la sovversione è riuscita. La rischiosa incursione effettuata contro l'insediamento ha portato alla liberazione di un certo numero di schiavi e ha causato problemi a livello di ordine pubblico. Benissimo, vediamo se possiamo avanzare con le nostre unità. Allora, il nostro volere di Andraste cercherà di avanzare direttamente da questa parte. Vediamo un pochettino, sicuramente abbiamo anche i nostri rinforzi. E questa, ragazzi, sarà l'ultima battaglia sicuramente disputata in Asia Minore per il controllo di questa bella regione, sicuramente contro l'ultimo baluardo nemico a nostra disposizione. Le unità avversarie, Lissandro, che sicuramente comanderà il secondo esercito, Euribiade direttamente dalle coste con scafi di livello 2 tenterà di difendere il suo insediamento. E ovviamente in prima linea troviamo la Pantera, che sicuramente con le sue truppe, i suoi opliti maestosi, come sicuramente simili alle guardie pretoriane romane, tenteranno di sfondare le nostre linee e di resistere a questo immenso assalto che incomincerà tra poco. Circa 4.000 uomini icenici tentano appunto di sfondare le difese nemiche, ma attenzione che gli avversari sono quasi tutti imbarcati al di sopra di alcune imbarcazioni d'assalto, quindi attenzione a quello che riusciamo a combinare quest'oggi, ragazzi. Questa è una battaglia molto importante che segnerà o il declino o soprattutto l'ascesa di Sparta, perché se riusciranno a distruggere le nostre unità sicuramente potranno tentare una sorta di controffensiva verso i nostri territori.